Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Allora, ci troviamo a Cormons in questa splendida cornice ubicata nel borgo storico di Giassicco. Oggi questo open house importante nasce anche grazie alla collaborazione tra due realtà importanti nel mondo immobiliare del Friuli Venezia Giulia per scoprire, no, quelle che sono le perle incastonate in questo puzzle chiamato Collio, Burda e Quay. Allora partiamo da Stefania per sapere un po' com'è nata questa iniziativa. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi appunto all'Open House per il Palazzo Francesco di Manzano. Siamo molto emozionati, è nata questa bella collaborazione Daphne Immobiliare con Immobili Senza Confini di Trieste e noi invece siamo Cormons. Siamo emozionati perché viviamo veramente quello che potevano aver vissuto loro a quel tempo. Anche i nostri clienti che sono stati adesso vivono queste emozioni. Io spero di aprire questa luce in tutta Giassicco per tutti. Grazie. Ricordiamo che questa è una villa storica che ha un suo passato storico, no? Sì. Un passato storico, qui ci sono stati i di Manzano, insomma ci sono ancora i discendenti e via dicendo, che raccontano un po' e mantengono viva quella luce che incastona in un certo senso il ricordo della Mitteleuropa. Sì, in effetti qui Francesco di Manzano nasce nel 1801 e ci vive per tutta la sua vita, fino al 1895. Passa la maggior parte del suo tempo proprio in questa dimora perché non è una persona che viaggia tantissimo. Ricordiamo che Francesco di Manzano è un artista, un pittore, uno scrittore e soprattutto uno storico, infatti è l'autore degli Annali del Friuli. E quindi passa soprattutto la sua vita qui all'interno di questa dimora, facendo qualche viaggio, si spinge al massimo fino a Padova, soprattutto a Venezia, nel Veneto, e ovviamente scrive del suo Friuli, scrive di tutto quello che circonda il suo territorio in modo tale da riportare quello che sono nell'Ottocento fino ad arrivare ovviamente a quello che poi sono le battaglie per l'unità d'Italia, quello che il Friuli rappresenta sul territorio. E oggi riapriamo le porte di questa dimora non solo ai friulani ma ovviamente anche a tutti quelli che fanno parte dell'Alpe Adria, perché il Friuli fa parte di una macro regione che si chiama Alpe Adria, molto importante, che raggruppa la Slovenia, l'Austria e appunto questo territorio. Riapriamo quindi le porte a tutta l'Alpe Adria in modo tale da poter trovare, speriamo, un acquirente che riporti in auge questa che è stata una dimora meravigliosa, perché il conte utilizzava in questa dimora a fare delle feste e chiamava per 3 giorni, si facevano dei lunghi festeggiamenti e arrivavano da tutta quante all'Alpe Adria. Certo. Senta, poi tra l'altro da queste parti per molti anni si è festeggiato il genetriaco, no? Di Franz Josef, l'imperatore d'Austria per eccellenza viene definito, no? E si vocifera che lo stesso imperatore da giovane frequentasse questi giardini, insomma un po' così, una leggenda qualcuno dice. Sì, gli austriaci sono innamorati di Cormons e di tutta la nostra zona, sia per il Carso, per il mare e anche per le persone, perché sono persone molto accoglienti. Io saluto anche i sloveni, Dobar dan, e i tedeschi e austriaci, Grüß Gott, Guten Morgen. E speriamo che questa giornata sarà un festeggiamento un po' per tutti. Ecco, poi mi permetta di sottolineare, come ha detto Stefania, nasce questa collaborazione, no, a livello immobiliare per portare in auge quelle che sono, come ho sottolineato, delle perle, anzi dei piccoli pezzetti, per modo di dire, di un puzzle chiamato Friuli Venezia Giulia. Sì, anche la multiculturalità e diciamo i diversi punti di vista possono arricchire tutti noi
sicuramente un valore aggiunto, Certo. e questa collaborazione proprio per le diversità è molto emozionante e così. Certo, poi possiamo dire, io poi la lascio, la specialità di Trieste col suo mare che si sposa con la bellezza del Collio. Assolutamente, e siete tutti invitati anche a Trieste. Bene, grazie. Andiamo a chiudere con uno dei padroni di casa, in un certo senso, che è uno degli eredi, no? In questo momento, allora, 2 battute da parte sua. Ecco, una bella giornata, il sole, come si dice, ha sposato ancora di più, dà luce, no? Alla storia, non solo materiale ma anche immateriale. Sì, buongiorno a tutti, speriamo che sia una buona giornata, siete tutti invitati a questo avvenimento e auguro una buona giornata a tutti. Certo, poi so che nei prossimi giorni ci saranno anche altre iniziative culturali, no? Sì, domani ci sarà ancora un'iniziativa e dopo vedremo. E dopo si vedrà. E dopo si vedrà. Bene, Certo. questa è Villa Francesco di Manzano, qui nella splendida cornice del borgo storico di Giassicco a Cormons. Siamo a cavallo del fiume Iudrio. Una volta si diceva nei tempi di qua e di là dal Clap, nel senso che di qui si vantavano di essere i friulani imperials, di là, quando poi sono arrivati i italians, erano i furlans regniqui. Sono vecchie storie, vecchi modi anche per far conoscere il territorio e mantenere viva la tradizione. Quello che conta è che è tutto un unicum, perché qui la friulanità si respira quella Mitteleuropa particolare che forse oggi servirebbe per rilanciare ancora di più il concetto di comunità europea. Dalla splendida cornice di Villa Francesco di Manzano qui a Giassicco è tutto, gentili signore e signori, buongiorno a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.